oggi il professor Roberto Limonta, che è studioso di filosofia, della filosofia medievale e in particolare esperto quindi di un settore molto importante della cultura in generale medievale, e in particolare di alcune figure di questa realtà: Sant'Agostino, San Tommaso, Pier Damiano, Anselmo d'Aosta, insomma diciamo che siamo nelle alte sfere del Medioevo. Quindi si è occupato con scritti anche di questi temi concettuali, in fondo teologici, che animano la discussione nel Medioevo, e ha dedicato la sua attività e scritto molto in proposito, parlandone anche nei luoghi che frequenta abitualmente, Università di Salerno, Università di Parma, ma anche dirigendo la collana appunto della Jakabuk, adesso casa diciamo notevole da tutti i punti di vista, ma dedicata in modo particolare appunto a questa età che non è facile, diciamo, cogliere in tutta la sua nella molteplicità delle tematiche e dei personaggi che la anima. Allora in questo caso il professor Limonta ha scelto di parlare di un personaggio molto particolare, perché il Medioevo ha nella sua casistica di personaggi quelli che conosciamo sui libri di storia un po' più, no? Che ci sono un po' più noti, poi una serie di altri personaggi legati al mondo culturale o comunque non culturale, figure diciamo un po' diverse dalla media, perché in tutte le epoche ci sono dei diversi in qualche modo, e personaggi che hanno una funzione, nello caso specifico di oggi, anche la funzione di spiegarci che questo ricchissimo periodo di 1000 anni, pieno di tante cose, è un periodo nel quale si sviluppano anche molte sensibilità che rientrano nella formazione della cultura europea, quindi la grande filosofia del passato, la grande filosofia di quest'epoca, ma anche le suggestioni che dal punto di vista culturale sono di diverso tipo e di diverso genere. Ora, una figura come quella di cui ci parla appunto stasera Limonta è una figura molto particolare, ce lo dirà lui com'è, perché non ve lo posso dire. È un personaggio, così come verrà fuori poi penso da quello che lui dirà, un personaggio di cui si è molto studiato anche l'atteggiamento e il modo di portarsi, perché hanno fatto anche studi di carattere psichiatrico, psicologico, cioè è un personaggio che appunto toccando un settore delicato come la cartografia, che è un settore specifico che si forma nell'età medievale. Noi siamo in uno dei centri produttori, diciamo, della cartografia dell'epoca in cui lui vive, cioè fine 200, inizio 300, e questo personaggio arricchisce questo settore di una serie di elementi che ci spiegano anche qualcosa di più dell'età medievale, cioè non è tutto così liscio e lineare come può sembrare. L'età è più complessa, è più difficile, e anche personaggi che non sono così eminenti, diciamo, dal punto di vista della fama, sono personaggi che ci spiegano, che ci aiutano a capire quest'età. Quindi a lui non è facile parlare di Opicino De Canistris, secondo me, però credo che lui ci riuscirà. Penso che tutto sommato questo personaggio vi interesserà, quindi gli cedo la parola e tutti a sentire. Grazie. Grazie Gabriella, grazie anche a voi che siete qui e a quelli che ci seguono online. Sì, è vero, forse non è facilissimo parlare di Opicino, però credo che una volta viste le prime immagini capirete anche da una parte il perché del fascino e del perché figure anche molto decisamente più note rispetto ad Opicino come Freud oppure Jung si sono interessate del suo caso, e capirete come tutto sommato poi parlarne non è così difficile, nel senso che si parla di un autore che ha prodotto
dei lavori che anche soltanto per l'impatto visivo, per il carattere intrigante della simbologia che sta loro dietro, secondo me meritano appunto di essere affrontati. Il titolo che ho voluto mettere a questo intervento appunto è Genova Porta Violata, ed è una citazione da uno scritto di Opicino, Porta Violata del Mediterraneo, così la definisce, una delle tante definizioni che dà di Genova, quindi la cartografia veramente immaginifica di Opicino de Canistris. Scelto questo titolo perché, non soltanto perché ovviamente l'intervento che facciamo ora è a Genova, ma da una parte per un motivo puramente personale, vi rubo soltanto proprio 30 secondi, perché è la prima volta che da medievista, ammetto la mia ignoranza, sentii il nome di Opicino, era da parte della professoressa Fumagalli Beonio Brocchieri, con la quale abbiamo scritto appunto questo libro su Opicino, la quale mi disse subito: Opicino de Canistris. Io feci una faccia di fronte alla maestra, come dire, facciamo finta di conoscerlo. Lei disse: sei esentato dal fatto di conoscerlo, non ti preoccupare. Però mi diceva, c'era questa grande editrice, nonché grande signora della cultura milanese, Roselina Archinto, che però appunto è anche genovese, la quale era rimasta affascinata dalla figura di Opicino, gli aveva già dedicato un numero di una rivista diversi anni prima, e quindi era interessata insomma a un volume su Opicino, e mi disse appunto: vuoi iniziare a lavorare? Ci abbiamo lavorato insomma, ed è stato molto interessante e molto piacevole. Ora vediamo appunto di introdurre il discorso fatalmente, passatemi la citazione manzoniana, che però insomma è d'obbligo, è Opicino chi era costui, perché come si diceva prima, un conto è parlare di Tommaso o di Anselmo, un altro conto invece è parlare di un personaggio che possiamo tranquillamente definire come un minore nella storia medievale. È anche difficile riuscire a trovare una definizione per lui. È difficile trovare una definizione perché se andiamo a cercare nei suoi testi ne troviamo quante ne vogliamo. Cioè Opicino ha definito se stesso in tutti i modi. Si è definito filosofo ad un certo punto, si è definito: io sono come il Papa, sono un pontefice, perché da piccolo, quando ero un ragazzino, mi hanno messo a sorvegliare un ponte sul Ticino, e quindi io ero un pontefice, esattamente come appunto il pontefice romano, e via dicendo. Insomma, le identificazioni di Opicino sono pressoché infinite. Come lo si potrebbe definire? Non è sicuramente un grande intellettuale, anche se per circostanze, come dire, magari anche un po' fortuite, ha incrociato quelli che noi consideriamo nella storia del pensiero della cultura medievale i grandi nomi della filosofia, quindi Guglielmo di Occam, forse Meister Eckhart, per non parlare poi di altri personaggi invece della cultura che sono anche più noti, come Simone Martini oppure come Francesco Petrarca. Però sicuramente è un minore molto strano, perché ha attirato l'attenzione di alcuni invece tra i grandi della cultura del Novecento. Vi citavo appunto Freud, Jung, Lacan e via dicendo. Quindi abbiamo il caso di un autore minore, che per carità rimane minore nella considerazione, anche perché i testi che ha prodotto, lo vedremo, sono difficilmente inquadrabili e sono pochi, e che però evidentemente ha suscitato l'interesse di figure importanti. Allora, proprio due note sulla vita di Opicino, ma davvero come introduzione al personaggio, se vogliamo, alla sua figura. Ecco, l'immagine che vedete qui a sinistra è un'immagine di Opicino. È il grande canestro autobiografico che compose più o meno in 4-5 anni, dal 1331 fino al 1336, forse 37, o comunque insomma arriva, diciamo così, per quanto riguarda la sua vita fino al 1336, lui morirà 15 anni dopo, e rappresenta, se vogliamo, un po' l'emblema del tipo di lavori che fa Opicino.
quindi una simbologia a dir poco barocca, quindi una serie di riferimenti simbolici che poi vedremo meglio, l'alfa, l'omega, al centro una figura che è la Chiesa, ma allo stesso tempo è la Vergine che tiene poi dentro di sé Maria e Giuseppe, il richiamo agli evangelisti, il richiamo di Opicino ai 4 evangelisti, perché così come ci sono i simboli dei 4 evangelisti, così ci sono anche in quelle scritte che si vedono non benissimo, però in alto, a sinistra, a destra e poi in basso, questi 4 brani testuali sono racconti della vita di Opicino quando aveva, non ricordo esattamente gli anni, mettiamo 10, 20, 30 e 40 anni. Ecco, in questo grande canestro autobiografico, come proprio gli anelli di un albero, ogni anello è un anno. Per cui Opicino ha voluto scrivere la sua vita in questo modo, invece di raccontarla in maniera discorsiva, ha voluto, se vogliamo, rappresentarla. E dico rappresentarla in che senso? Nel senso che ovviamente qui, come potete vedere, ci sono tante parole, all'interno di ogni cerchio c'è un testo, e ad esempio appunto nel lavoro che avevamo fatto con la professoressa Fumagalli abbiamo tradotto e ricostruito quindi la biografia, anzi l'autobiografia di Opicino. Però che sia stato messo in questo modo il racconto della sua vita non è ovviamente casuale, anche perché è una forma abbastanza curiosa, bizzarra, è perché se noi guardiamo e leggiamo i singoli eventi della vita di Opicino ci colpiscono per la loro, se vogliamo, insignificanza o se vogliamo per la loro intrigante banalità quotidiana. Ci sono dei brani proprio che sembrano delle istantanee della vita di tutti i giorni, quando lui dice in quell'anno, ecco, ricordo io gioco e rido come fanno i bambini insieme a mia sorella, oppure è arrivato un prelato dall'Oriente il quale ha detto che disegno molto bene. Racconta episodi, come dire, che non sembrano essere scelti per il loro particolare rilievo, con la premessa ovviamente che poi non stiamo parlando di una figura illustre, ma decide di rappresentarli in questo modo, a mio avviso, perché la prospettiva di Opicino è sempre una prospettiva esagerata, cioè è sempre una prospettiva che non è mai semplicemente personale, anche se parte sempre da lui, ma è una prospettiva appunto, come dire, a volo d'uccello. Quindi se noi leggiamo i singoli eventi della biografia di Opicino ci dicono poco o comunque ci interessano come brani di realismo quotidiano. Se invece lo vediamo dall'alto, questa era l'intenzione di Opicino, ma dichiarata anche da parte sua, ecco che la sua vita, la vita di un chierico, se vogliamo, poco significativo della prima metà del Trecento, assume invece un valore simbolico. Ora, andiamo per adesso al di là del valore simbolico che gli attribuisce Opicino e vediamo un pochino concretamente che cosa ha fatto. È nato nel 1296 in una piccola città vicino a Pavia, a Lomello, anche se lui ha sempre detto di essere di Pavia. Quindi per lui la patria è sempre stata Pavia. Più o meno all'età di 20 anni apparteneva a una famiglia che una volta era stata discretamente agiata, insomma, tanto che poi la sorella verrà mandata all'interno di un convento, lui diventerà un chierico e poi un sacerdote, quindi tutte funzioni ovviamente che non erano certo quelle di una famiglia contadina per intenderci, ma una famiglia in declino. Per di più Pavia in quegli anni è scossa da profonde liti interne e in particolar modo la famiglia di Opicino a quanto pare apparteneva alla fazione dei Guelfi, che era la fazione perdente in quel momento perché i ghibellini sostenuti da una famiglia milanese, dai Beccaria, in quel momento controllavano appunto la città, quindi fuggono come molte altre famiglie guelfe da Pavia e si rifugiano dove? Si rifugiano appunto a Genova. A Genova Opicino rimane per quasi 3 anni ma lo vedremo meglio poi dopo, Genova costituisce, anche se ci rimane solo 3 anni, ma io direi che dopo Pavia e dopo Avignone è la terza città della vita di Opicino, anche se il periodo in cui lui è stato nella città è stato breve, ma come si dice significativo. Successivamente prende l'ordine, diventa subdiacono, diventa diacono, quindi tutte le varie gerarchie all'interno della Chiesa, diventa poi sacerdote, nel 1319 officia la sua prima messa e 10 anni dopo fa, se vogliamo, quello che molti chierici facevano al tempo,
cioè cerca fortuna alla corte papale, e la corte papale in quel momento non è a Roma ma è invece ad Avignone. Quindi nel 1329 va ad Avignone, poi ritorna, quindi inizia, diciamo così, a entrare all'interno del mondo della curia pontificia di Avignone, inizia, diciamo, a stabilire dei contatti, poi ritorna per un brevissimo periodo a Pavia, ma ritorna poi nuovamente ad Avignone, dove l'anno dopo finalmente Giovanni XXII, papa avignonese quasi forse per eccellenza, o in ogni caso papa reso famoso dal nome della rosa, è il pontefice, è la puttana di Avignone, come veniva definito appunto nel nome della rosa, che aveva trasformato la Chiesa in una macchina per fare soldi. E questo è un elemento importante anche per l'esperienza, tra l'altro, di Opicino. Ottiene un beneficium e ottiene la parrocchia di Santa Maria Capella a Pavia, pur restando ad Avignone. Ottiene però il beneficium, quindi la rendita, diciamo così, economica che veniva da quella parrocchia, che in realtà però rendeva pochissimo, perché Opicino dice non c'è nemmeno una chiesa, quindi c'era una piccola pieve ma non c'era una chiesa, quindi non c'era granché di che vivere. Cosa succede però? Che pochi anni dopo lui viene preso come scrivano all'interno della penitenzieria apostolica, cioè scrive i documenti fondamentalmente. Infatti vedrete che la calligrafia di Opicino, i manoscritti di Opicino, io sono un pessimo per quanto riguarda la paleografia, però perfino per un pessimo lettore di testi da interpretare paleograficamente, Opicino scrive molto bene, non è difficile capire che cosa c'è scritto, appunto perché era proprio il suo lavoro. Purtroppo però cosa gli accade? La cosa peggiore che può capitare a uno scrivano, cioè gli capita una malattia, non sappiamo esattamente che cosa sia stato, un ictus o qualcosa del genere, che probabilmente aggrava una malattia mentale che già aveva, diciamo così, in corso, e nel 1334 quindi rimane per lungo tempo tra la vita e la morte, e poi si riprende gradualmente, ma lui dice: perdo la capacità di memorizzare le parole, perdo anche l'uso della mano destra, per cui pian piano si allontana dal lavoro alla penitenzieria perché non può più scrivere, però paradossalmente non scrive più, ma meno scrive, più disegna. E quindi lo si vede anche, adesso lo vedremo nei suoi scritti, che da un certo punto in poi la proporzione tra le cose scritte nel foglio e le cose disegnate diventa alla fine preponderante, finché non diventano praticamente soltanto disegni, un po' per scelta pratica, cioè evidentemente aveva difficoltà invece a scrivere i testi, un po' però anche per scelta, diciamo così, ideale, come vedremo, e compone, come dicevo, tra il 1331 e il 36 il grande canestro autobiografico, e poi presumiamo che nel 52 sia morto, probabilmente nella grande epidemia di peste che ha colpito l'Europa alla metà del 300, anche altre grandi figure che erano state ad Avignone, penso a Guglielmo di Occam, era rimasto probabilmente vittima di questa epidemia. Noi sappiamo che nel 52 la sua parrocchia a Pavia viene affidata ad un altro, quindi presumiamo che Opicino non ci sia più. Questi sono gli estremi biografici. Per quanto riguarda invece le opere che noi abbiamo diverse opere che sono perdute, opere che evidentemente Opicino aveva scritto anche per presentarle al Papa, quindi per ottenere questo beneficium. Il Libellus de Paupertate Christi, il tema della povertà era un tema molto sentito in quegli anni, c'era un conflitto tra il Papa e l'ordine francescano riguardo alla povertà. Il Libellus Metricus de Virtutibus Christi, e poi delle Lamentationes Virginis Mariae, che probabilmente sono state composte ad Avignone. Di tutto questo non ci rimane nulla. Ci rimangono invece due testi veri e propri, cioè il Commentarius de Laudibus Papiae, quindi un testo che appartiene a una tradizione molto, molto diffusa, quella appunto delle lodi della città, che viene quindi descritta, ed è quindi un testo molto interessante per ricostruire com'era Pavia, quali chiese c'erano, eccetera, in quel tempo. Il De Preeminentia Spiritualis Imperii è proprio invece un testo, come dire, commissionato, nel senso che Opicino si schiera nel conflitto che opponeva il Papa con l'imperatore per quanto riguarda la superiorità di un potere sull'altro. Adesso la faccio, perdonatemi, molto semplice per non attardarmi su queste questioni. Sta di fatto che da buon guelfo Opicino
sceglie la parte del Papa e quindi, come dice il titolo, difende il valore superiore del potere spirituale, la preminenza quindi del potere spirituale su quello temporale, che ovviamente è quello dell'imperatore. I testi, diciamo così, che a noi interessano di più in realtà sono 2 manoscritti che per lungo tempo non hanno avuto nome, per cui si diceva che l'opera fosse dell'anonimo ticinese, si diceva così, poi invece riscoprendo il De Preeminentia, che è opera invece proprio dichiarata di Opicino, si è scoperto che erano suoi. Il primo è il manoscritto Palatinus Latinus 1993, sono 27 pergamene di grande formato, per intenderci sono più o meno 70-90 centimetri per 50, quindi insomma dimensione notevole di queste pergamene. Tanto sarebbe interessante anche qui, perché la pergamena costava molto, quindi capire un modesto chierico della corte pontificia dove si procurava, se le procurava, diciamo così, legalmente, tutte queste pergamene, ma è vero, insomma, è un problema fattuale. E poi invece il manoscritto Vaticanus Latinus 6435, che sono 87 fogli di carta più o meno di formato A4, un pochino più grande del formato A4 e in questo caso in un materiale più povero, cioè appunto la carta. Ora, questo è quello che abbiamo della sua opera, quindi vedete che è un'opera che comprende anche molte cose scritte, molte riflessioni da parte di Opicino, però questo è quello che Opicino in uno e nell'altro dei 2 manoscritti dice: per 3 anni ho riempito di continuo con un gran numero di scritture dal valore di testimonianza molti e quasi innumerevoli fogli di carta, sia grandi sia piccoli pezzi di formato più piccolo, con varie immagini e ruote di diverso genere. La ruota è uno degli elementi che ricorre più spesso, e che riguardavano la descrizione delle terre del mondo e di altre figure del mistero, in una tale varietà di tentativi che nessun lavoro tra questi assomiglia all'altro. Quindi in questo testo Opicino ci dice: l'opera che sento più mia è quest'opera che passa attraverso la visione, anche se in questi fogli ci sono anche parole, descrizioni, simboli numerici e via dicendo. E nell'altro scritto invece, che è datato anche 1134, in questo giorno sopraggiunge l'infermità. In seguito a quell'infermità rimango muto e debole nella mano destra e con stupore perdo molta parte della memoria delle parole. Persa la sapienza delle lettere mi è restituita doppiamente la sapienza spirituale. Ecco che Opicino, come farà sempre, trasfigura le sue vicende personali, se vogliamo le sue anche miserie purtroppo personali, in qualcosa che ha un valore spirituale. Cioè Opicino legge in quello che gli è capitato il segnale, lui dice: sono come morto e risorto. Quindi è il segnale di un passaggio dall'uomo che lui dice carnale all'uomo spirituale. E ovviamente qui Opicino echeggia la distinzione delle lettere di San Paolo tra la carnalità e invece lo spirito. Persa la sapienza delle lettere mi è restituita doppiamente la sapienza spirituale. La mia mano destra, che è debole per le cose materiali, quindi per il lavoro da scrivano, è forte in quelle spirituali. In questo giorno, 3 giugno 1336, viene conclusa l'opera di questo canestro. Che cosa gli è successo e perché figure come Freud, Jung si sono interessate del caso di questo oscuro chierico medievale? Perché il caso di Opicino è un caso esemplare di quella patologia vera e propria. Adesso scherzavamo prima dicendo è un po' matto questo Opicino, ma lo era nel senso però clinico proprio del termine, il che non vuol dire ovviamente che se ha una patologia psichica allora ciò che produce non ha alcun valore, né vale ovviamente, come dire, l'opzione contraria, per cui allora il fatto di avere dei percorsi psichici, come dire, particolari, sicuramente non consueti, significa che è lì che ha trovato l'ispirazione. Semplicemente è riuscito, lui ci è riuscito, altri invece non ci sono riusciti, è riuscito a trovare in questa sua debolezza, in quello che gli è capitato, lo strumento attraverso il quale cercare di esprimere la sua fantasia, sicuramente molto ricca di immaginazione. E io vi ho riportato qui un caso che è stato associato a quello di Opicino e che è molto più recente, di Daniel Paul Schreber, che era un
un giurista, un presidente della Corte d'Appello di Dresda, siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, è su di lui soprattutto che hanno scritto Freud e Jung. Jung ha dedicato però anche un seminario proprio nel 1943 a Opicino, però appunto tutti e due si sono dedicati a questa figura singolare che alla fine dell'Ottocento, per circa 8-9 anni, cade in questa patologia che è stata poi descritta come una forma di paranoia, in particolar modo una sindrome parafrenica. Per sindrome parafrenica si intende allucinazioni, si intende quindi un disagio psichico, per cui conflitti interiori, difficoltà ad esprimersi in maniera logica e sensata, che però non comporta necessariamente l'impossibilità di una vita sociale. Opicino continuava in ogni caso a vivere alla corte pontificia pur facendo questi disegni che in qualche modo erano il prodotto di questa patologia, e anzi la patologia diventa per lui l'occasione di creare una simbologia molto immaginifica, appunto molto lussuriosa, quasi lussureggiante, non lussuriosa, nelle immagini. Il caso di Schreber è un caso appunto molto, molto simile, perché anche lui dopo 8 anni viene chiuso in una clinica a Lipsia, e in quello che scrive, perché Memorie di un malato di nervi è il diario che lui tiene non mentre è malato ma dopo, riscrive appunto, racconta la sua esperienza. Vi leggo brevissimamente alcuni passaggi per farvi capire come siamo vicini in realtà a questa forma mentis che è quella di Opicino. Per farmi intendere in qualche misura, dice Schreber, sarò costretto ad operare nel mio discorso molte immagini e similitudini che forse talora colgono solo approssimativamente nel segno. Infatti il confronto con fatti noti dell'esperienza umana è l'unica via seguendo la quale l'uomo è capace di rendere comprensibili, almeno fino a un certo grado, le cose sovrasensibili. E qui non stiamo parlando di un chierico, stiamo parlando di un giurista, di un presidente di una corte d'appello che parla come se fosse appunto un teologo medievale. E poi dice: d'altro canto io sono in grado, in base a ciò che io stesso ho vissuto, di spiegare meglio, a proposito di certi articoli della fede cristiana, come cose del genere siano possibili per mezzo dei miracoli divini. Qualcosa di analogo alla concezione di Cristo da parte di una Vergine Immacolata è avvenuto nel mio corpo. A 2 diverse riprese, nel periodo in cui ero nell'istituto, ho avuto un organo sessuale femminile, sia pure insufficientemente sviluppato, e nel mio corpo ho sentito quei movimenti saltellanti che corrispondono ai primi segni di vita dell'embrione umano. Per un miracolo divino erano stati gettati nel mio corpo nervi divini corrispondenti al seme virile, dunque era avvenuta una fecondazione. Figure umane venivano proiettate mediante miracoli divini per breve tempo, per poi dissolversi di nuovo o scomparire, quelli che lui chiama uomini fatti fugacemente. In base a queste esperienze sono incline a supporre che anche Gesù Cristo in seguito sia stato composto di nuovo per breve tempo come uomo fatto fugacemente per miracolo divino. In questo che vi ho riportato e che capisco che come frammento sembri semplicemente il delirio di un uomo purtroppo malato, è interessante vedere come le più di 300 pagine di queste memorie costruiscano letteralmente tutto un immaginario completamente ovviamente costruito dalla fantasia malata di Schreber, che per molti aspetti non a caso è intrigante, affascinante, appena stato ripubblicato da Adelphi con una lunga postfazione di Roberto Calasso. Non a caso anche questo racconto è affascinante, intrigante come quello di Opicino, cioè è intrigante non tanto la malattia in sé o una sorta di voyeurismo per cui vediamo appunto le fantasie malate di Schreber oppure di Opicino, ma proprio perché riesce a tradursi in qualche cosa che comunque comunica, che costruisce un mondo, diciamo così. Ora, queste immagini sono il primo esempio del tipo di testi. Quella a sinistra è dal Palatino Latino, quindi è una pergamena, mentre questo invece dal Vaticano Latino 6435. Vedete che ci sono in alcuni casi delle pagine che sono pure pagine di scrittura e altre pagine che diventano sempre più frequenti dove alla scrittura si associa il tentativo di dire attraverso le immagini e le parole insieme quello che evidentemente il linguaggio verbale non riesce più ad esprimere compiutamente, almeno è così che valuta Opicino. Ecco, attraverso queste immagini io ho cercato di
pensare a una definizione in qualche modo, perché anch'io quando parlo di Opicino sono sempre un po', non dico in imbarazzo, però insomma è difficile per me riuscire a dire ma inquadrare Opicino, un po' perché è impossibile, nel senso che Opicino chi è? È uno scrittore, è un teologo, se noi guardiamo la bibliografia su Opicino che non è sterminata, abbiamo testi di storia dell'arte, testi di psicologia, abbiamo testi invece semplicemente di storia medievale oppure di letteratura medievale, quindi è difficile in qualche modo inquadrarlo, non perché sia strettamente necessario che Opicino sia inquadrato, anzi direi che probabilmente non lo è, ma per cercare di capire che tipo di cose ci dice, ci esprime attraverso appunto i suoi scritti, e costruisce quella che a mio avviso è una sorta di teologia, perché sicuramente è un discorso su Dio e sul mondo, il mondo materiale, il mondo, diciamo, la realtà mondana e la realtà spirituale, questo sicuramente, visuale, nel senso che lo fa attraverso le immagini. Però quello che io ho cercato, che abbiamo cercato all'inizio con la professoressa Fumagalli, di capire, certo è evidente l'elemento visivo, ma in questo elemento visivo ci sono anche molte parole, cioè testo e immagine stanno insieme, però stanno insieme in una maniera particolare. E allora io così insomma un po' ho coniato questa definizione di lavoro, se vogliamo, cioè del calligramma. Le immagini di Opicino molto spesso assomigliano a dei calligrammi, per cercare di rendere conto della funzione che hanno questi testi all'interno di una rappresentazione di concetti che è fondamentalmente visuale. Allora, quando si parla di calligrammi, ovviamente facciamo riferimento a una categoria che io in maniera anacronistica, se vogliamo, proietto su Opicino, ma anacronistica fino a un certo punto. Nel senso che è ovvio che il calligramma noi siamo abituati a pensarlo in relazione alla poesia della prima metà del Novecento, quindi Apollinaire, i calligrammi di Apollinaire, quindi il pleu, la pioggia che viene rappresentata non soltanto dal contenuto, quindi le parole contano non soltanto per ciò che dicono, ma anche per la forma con cui vengono disposte sul foglio, cioè la forma come gocce di pioggia che stanno cadendo. In realtà questa procedura, cioè di utilizzare in senso visivo e grafico, se vogliamo, in senso formale le lettere, è qualcosa che non è estranea alla tradizione medievale. Ad esempio già tardo-antica, con Optaziano Porfirio nel IV secolo, e poi soprattutto con Rabano Mauro nelle lodi della Santa Croce del IX secolo. Abbiamo già esperienze di questo tipo, cioè utilizzare in senso grafico, se vogliamo, in senso non soltanto semantico, quindi il significato della parola, ma anche in senso grafico, cioè la parola disposta in un certo modo con una certa forma. Quindi utilizzare quella che poi sarà applicata nel senso più proprio appunto dai poeti francesi del Novecento, la forma appunto del calligramma. Il calligramma è qualcosa che mette insieme l'aspetto visivo e l'aspetto appunto testuale, il contenuto e la forma, per usare queste categorie, diciamo così, più consuete. Giovanni Pozzi, in una monografia ormai datata ma che rimane un classico ed estremamente affascinante, pubblicata da Adelphi anni fa, ha ragionato su questi temi. La monografia si intitola La parola dipinta, un bellissimo libro da cui appunto tratto queste due immagini medievali e la ricostruzione della tradizione medievale del calligramma. Allora, in che senso le opere di Opicino possono, ma per carità non voglio creare delle formule, sono semplicemente delle definizioni che servono, se servono, per capire che tipo di operazione sta facendo Opicino. Allora io ho preso un esempio, questo è il foglio 86 recto, quindi uno degli ultimi del Vaticano latino, che come potete vedere è ormai prevalentemente di carattere visivo, ed è un esempio emblematico del tipo di operazione che fa Opicino. Allora, vedete che tutto intorno, non si riesce a leggerlo ovviamente, ma ci sono una serie di annotazioni testuali sui mesi, sul corpo umano, sulla geografia. Opicino mette tutto insieme. Opicino è ingordo, è tipico, lui è un autodidatta, non ha studiato davvero, anzi dice che quando l'hanno messo a studiare, lo ripete più volte nel corso del suo diario, quel diario che abbiamo visto,
studio, mi mettono a studiare grammatica ma non mi piace, mi annoio, non mi ricordo. Sì, sono andato a seguire, quando poi è diventato chierico, sono andato a seguire le lezioni sulle decretali, quindi il diritto ecclesiastico, però poca roba, insomma, poi se n'è andato. E da autodidatta però assorbe come una spugna, e tutto quello che assorbe però lo vuole mettere in gioco, non può sprecare nulla perché non ha una cultura gigantesca, e quindi costruisce il suo immaginario con dei brandelli presi da una parte e dall'altra, che lui però non vuole comporre come un puzzle, che è la prima immagine che mi verrebbe in mente, perché un puzzle vuol dire mettere insieme dei tasselli che poi compongono una figura. Opicino compone 100 figure diverse e compone una figura che può essere letta in 10 modi differenti, come vedremo, perché tutto si tiene, ogni cosa ha senso e significato in relazione a sé e in relazione al tutto, non si butta via niente in sostanza nel patrimonio culturale limitato di Opicino. Ecco, poi vedete, qui abbiamo una figura che è quasi completamente coperta, che è una figura che simboleggia probabilmente la Chiesa e allo stesso tempo la Vergine Maria come simbolo della Chiesa stessa, in questo caso della Chiesa non corrotta ma la Chiesa spirituale. Vedete che davanti ci sono questi quattro cerchi con i nomi degli evangelisti, quindi Matteus, Johannes, Lucas e Marcus. La cosa interessante è che i nomi degli evangelisti non vogliono significare semplicemente la persona che ha scritto il Vangelo, ma in questo caso hanno anche un valore grafico, cioè compongono queste ruote che sono ovviamente il cerchio, è una delle immagini più ricorrenti in Opicino, il simbolo di perfezione e via dicendo, ma sono anche, come potete vedere, come degli occhi. Al centro, nella pupilla, ci sono, ad esempio qui vedete i simboli degli evangelisti. Come? Bellissimo. Vedete, qui sono i simboli degli evangelisti, ma sono anche degli occhi. Questa è una pupilla appunto all'interno degli occhi, quindi 4 occhi che vedono e che cercano appunto di vedere le cose spirituali, perché le cose spirituali si vedono. Il vedere, la visio per un uomo medievale, Opicino quindi non fa eccezione, non è un atto semplicemente percettivo, soprattutto quando se ne parla in teologia, ma è invece una capacità di andare oltre ciò che vede l'occhio per cogliere qualcosa che non è momentaneo, come io adesso potrei vedere che questo bicchiere è mezzo pieno, ma cogliere qualcosa che è eterno, quindi una visio che è non visionarietà. Il visionario è quello che vede delle cose che non ci sono, il contrario. Per l'uomo medievale e per Opicino il visionario è quello che vede delle verità profonde, radicate ed eterne che altri non vedono, ma che sono quelle verità fondamentali a partire dalle quali poi c'è questo mondo. Quindi c'è tutta una dimensione, quella che si chiamava, se vogliamo, la città di Dio in Agostino, la realtà dello spirito che è fondamento della realtà transeunte e contingente, appunto, che è la realtà, diciamo, del nostro mondo. E vedete come queste lettere servono a comporre questi occhi, quindi hanno valore anche formale, tanto che 2 lettere che tengono insieme gli evangelisti sono fatte in rosso. Opicino, e anche qui è un elemento particolare, utilizza anche proprio le differenze di colore, quindi l'inchiostro rosso e l'inchiostro nero, per evidenziare alcuni passaggi. E poi però ovviamente Opicino non si limita mai a parlare soltanto di cose spirituali se non mettendo dentro se stesso, perché per Opicino esprimere una realtà superiore spirituale vuol dire esprimere una realtà di cui lui è parte, anzi di cui lui è in qualche modo simbolo, immagine. E allora ecco che questa scritta che c'è qui in basso, al di sopra di questo strano acrostico composto con le lettere degli evangelisti, non mi chiedete cosa significhi, non lo so, e per quanto io sappia nessuno per ora ha ricostruito il perché ha voluto mettere le lettere in questo modo. Sotto però scrive: il popolo cristiano nel ventre della Chiesa, come un bambino nel grembo di sua madre, è fondato sulla fede del Vangelo, quindi i 4 evangelisti. Infatti il Vangelo di Luca inizia con la lettera F, quello di Marco con la lettera I, quello di Matteo con la lettera L e quello di Giovanni con la lettera I.
il che forma la parola fili, come se una madre dice, quindi vocativo, come se una madre dicesse a suo figlio o figlio. Ed è per questa ragione che l'ultima lettera di fili passa attraverso la lettera O. Quindi vedete fili, fili, e poi c'è la lettera O che ricongiunge, chiude in qualche modo il cerchio. Perché è proprio la lettera O che è la lettera della perfezione, la particella vocativa e la vocale principale, perché è l'iniziale di Opicinus, evidentemente, quindi anche lui si mette all'interno, come se la simbologia, diciamo così, che sta dietro la realtà evangelica, come dire, fosse fatta per arrivare poi a Opicino stesso, quasi il terminale, diciamo, di questa grande significazione simbolica. Ecco, in Opicino ci sono questi due elementi che sono intriganti perché a volte sono proprio immediatamente accostati, cultura alta e cultura bassa. Ovviamente non uso l'espressione cultura alta e cultura bassa nel senso di un giudizio, cioè cultura alta quella buona, cultura bassa invece è quella triviale, anche se ovviamente in Opicino ci sono immagini anche triviali, tanto che lui racconta nei suoi fogli, dice: sono entrati dei chierici, ho dovuto mettere un telo sopra i miei disegni per non scandalizzarli, perché come vedremo c'è qualche immagine un po', come dire, azzardata, ecco, un po', forse anche più che Osè. Cultura alta e cultura bassa nel senso dell'origine di questa cultura, cioè modelli alti, Severino Boezio, De Consolazione Filosofie, quindi modelli di grande livello speculativo e culturale, oppure cultura bassa, cioè la cultura che poteva venire dalla tradizione orale, dai racconti del Midi francese, dove si trovava appunto Avignone. Questo è un particolare di un foglio appunto del Vaticano latino, dove abbiamo, ho messo semplicemente la traduzione in italiano per fare più brevemente, la tarasca, cibo del Tartaro. Ecco, Opicino gioca sempre con le etimologie, cioè l'ipocrisia infernale schiacciata nel petto dell'Europa intera. E poi invece scrive: presumibilmente questo drago terribile non è altro che l'autore di ciò che ha scritto queste righe, cioè lui. Quindi lui è il drago, lui è la tarasca. Lui che digrigna i denti come un leone e getta trappole come un drago. Quindi qui si rifà alla tradizione vicino ad Avignone, tarascona, prende il nome appunto dalla tarasca, da questo mostro che Santa Marta avrebbe appunto esorcizzato, diciamo così, che avrebbe bloccato perché divorava tutti, eccetera, e quindi fa riferimento a questi racconti popolari, li immette all'interno della sua simbologia. Quindi la tarasca è un mostro che arriva dal petto dell'Europa, altre volte dirà poi arriva attraverso il Mediterraneo dall'Africa per colpire appunto l'Europa, che in questo caso diventa il simbolo della spiritualità, perché l'Europa è dove c'è Avignone, cioè la sede della Chiesa, quindi della spiritualità. Oppure vedete, ho accostato queste due immagini che sono successive praticamente, foglio 48 e foglio 49. Vedete da una parte il foglio 48 che con un'immagine molto schietta, diciamo così, diciamo che mette in immagine il fatto che al di là delle distinzioni sociali nasciamo e moriamo tutti nello stesso modo, quindi la regina a sinistra è una popolana a destra, quando partoriscono tutte e due nello stesso modo, poi la loro vita ovviamente le rende differenti, l'una sul trono e l'altra inginocchiata davanti, poi però quando si muore lo scheletro può anche avere la corona, ma sempre scheletro rimane, esattamente come l'altro. Quindi espressioni, diciamo così, di saggezza popolare. Mentre dall'altra parte abbiamo una costruzione simbolica, come dire, estremamente complessa, dove abbiamo al centro questa figura femminile, che è la Chiesa. Al di sotto della Chiesa abbiamo un'immagine che è quella di Gesù, poi abbiamo un altro cerchio invece che rappresenta un bambino, che rappresenta quindi in qualche modo Opicino che rinasce alla vita spirituale, o comunque chiunque si converte alla spiritualità. Anche qui cerchi dentro cerchi, altra caratteristica, se vogliamo, stilistica proprio di Opicino, con queste linee rosse che rappresentano ognuna uno dei 7 sacramenti, con invece queste ruote interne
che sono segnalate da brani testuali dove Opicino ricorda alcune festività dell'anno o le nascite di alcuni personaggi importanti. Ovviamente la nascita più importante per lui è il 24, cioè il giorno in cui lui è nato, per cui dà un valore particolarmente importante alla simbologia legata appunto al numero 24. Quindi l'ennesima identificazione di Opicino, ma non c'è dubbio che mentre qui abbiamo un'immediata leggibilità di quello che ci viene riportato, qui invece abbiamo un, come dire, quello che non è semplicemente un'immagine, un grafico, un diagramma, è un vero e proprio dispositivo cognitivo, cioè qui ci viene già dato il risultato. Il risultato è questo: saggezza popolare è una saggezza che è depositata, quindi noi attingiamo a qualcosa che è già stato pensato, masticato, se vogliamo, dal pensiero. Qui abbiamo un vero e proprio meccanismo cognitivo, cioè abbiamo un diagramma che deve essere correttamente letto e interpretato per produrre quella chiave di lettura che secondo Opicino rende possibile vedere ciò che altrimenti non sarebbe possibile vedere, però è estremamente appunto complesso e sicuramente sofisticato. Questo è il foglio più elaborato, se vogliamo, di Opicino. Non mi soffermo sui particolari, li ho riportati appunto per quello, ma è l'unico foglio dove compare un riferimento molto alto, cioè il De Consolazione Philosophiae di Severino Boezio, un testo che ha avuto una straordinaria fortuna manoscritta nel corso del Medioevo, quindi non è strano che lui lo conoscesse, se lo conosceva tutto, perché riporta delle citazioni dal primo libro, che è quello più autobiografico, quello, se vogliamo, più semplice per lui, e quindi non sappiamo se si è fermato, ha avuto la possibilità di leggere soltanto il primo libro, che è quello dove Boezio racconta la sua disgrazia in carcere a Pavia, eccetera, oppure se l'abbia effettivamente letto tutto. Però qui ha cercato di rappresentare appunto il contenuto del De Consolazione Philosophiae attraverso un'immagine. Ecco, Opicino incontra magari, però non possiamo saperlo, momenti di alta cultura come nel caso di Severino Boezio. E poi però ad Avignone ha anche altre esperienze. Ad Avignone c'è Petrarca. Petrarca 2 anni prima che Opicino arrivasse per la prima volta ad Avignone, conosce proprio ad Avignone Laura. Altra grande figura che c'è ad Avignone, che se ne va proprio pochi mesi prima che arrivi Opicino, è Guglielmo di Occam, sempre legato alla vicenda appunto della lotta tra i francescani che spingevano per la povertà della Chiesa, invece fiancheggiati dall'imperatore, e invece il Papa che ovviamente si opponeva. Ma un'altra figura che mi sembrava, come dire, emergere evidentemente dal confronto con queste immagini di Opicino, quantomeno è l'immagine che mi è venuta subito alla mente vedendola, sono alcune immagini di Simone Martini, che ovviamente non è che mi è venuto in mente a caso, nel senso che Simone Martini era lì in quegli anni, era ad Avignone, non soltanto era ad Avignone, ma aveva affrescato l'ingresso, il portico d'ingresso della cattedrale di Avignone. Non ci sono rimaste le sinopie e qualche piccolo frammento, quindi non c'è rimasto praticamente nulla, però diciamo che non è semplicemente uno stile, se vogliamo, di quell'epoca, quello che traspare ovviamente nelle sue forme più rudimentali in Opicino. Probabilmente c'è anche la suggestione del grande pittore italiano che stava affrescando un luogo da cui sicuramente Opicino passava più volte durante la giornata, quindi è solo una suggestione, però insomma, mi sembra che qualche elemento ci sia in questo. E vediamo, diciamo così, quello che dava il titolo all'intervento, cioè Genova, il periodo di Genova, cioè vediamo Genova da 2 punti di vista. Primo, perché è cruciale per quanto riguarda l'esperienza pratica, il formarsi di alcune capacità, diremmo noi oggi, che poi Opicino riuscirà a utilizzare producendo quello che abbiamo visto. Però poi anche in un altro senso, nel senso che Genova poi diventa un simbolo, diventa uno dei simboli del suo universo, una, se vogliamo, dei termini del suo linguaggio visivo. Questo è il canestro autobiografico che abbiamo visto, vi ho riportato qui perché fosse un pochino più visibile la parte centrale. Questo è, come dire,
tentativo da parte di Opicino di rendere visibile ciò che altrimenti non sarebbe stato visibile, cioè raccontare semplicemente la sua vita. Se voi leggete, e non è che vi sto ovviamente disincentivando dal leggere la traduzione che abbiamo fatto di questa biografia, però se lo leggete è curioso, se vogliamo, ma non è un'opera di grande letteratura, è quel latino medievale, se vogliamo, che anche uno che non sa il latino è in grado di tradurre, perché è proprio estremamente elementare. Però Opicino lo mette così perché vuole far vedere che, visto da un'altra prospettiva, visto, se vogliamo, è solo una suggestione, per carità anche questa, come Severino Boezio, quando parlava nel quinto libro De Consolazioni Filosofiche, dava questa immagine che è rimasta nella storia della filosofia medievale, cioè di Dio che dall'alta specula, vede tutte le cose, dall'eternità della sua visione concepisce tutto in maniera immobile, mentre noi lo vediamo scorrere nel tempo. Ecco, in qualche modo Opicino, che certamente non manca di coraggio nell'identificarsi, in qualche modo si vede dall'alto di fronte a questa prospettiva, e la sua vita allora acquista un senso. Ovviamente adesso non abbiamo tempo di vederlo, ma c'è tutta una serie di simbologie. Ogni anno viene definito l'anno della rinascita, l'anno dello splendore, l'anno dello spirito, perché per lui ha avuto un valore appunto simbolico. Ecco, a Genova c'era una fiorente industria, diciamo così, ma industria non è il termine giusto, insomma, una fiorente attività per quanto riguarda la cartografia. Portolani, cioè come ad esempio questo, che è più o meno coevo a Opicino, nel quale si rappresentava appunto il profilo dell'Europa e dell'Africa attraverso i porti, quindi i punti di accesso, come una volta, se vi ricordate, c'era l'orario dei treni, no? E nell'orario dei treni c'era la rappresentazione dell'Italia, che ricordo una volta in un suo articolo Umberto Eco disse è abbastanza curiosa perché è un'Italia deformata, perché ovviamente non è fatta come lo stivale, ma è fatta in base alle stazioni, e quindi è un pochino schiacciata perché ce ne sono di più al nord che non al sud. Ecco, qui invece abbiamo un'immagine abbastanza fedele. In questi anni Opicino dice: io a Genova ho imparato, ho visto come si disegnava, ho iniziato a miniare, dice, anche dei libri di teologia, e dice proprio ogni tanto guardavo, ogni tanto sbirciavo il contenuto, quindi non soltanto disegnavo ma leggiucchiavo qualcosa, quindi rubava, diciamo così, qualche contenuto teologico. E questo lo ha portato poi a quelle che sono le sue creazioni più caratteristiche, cioè queste mappe antropomorfe. Qui vedete una mappa dell'Europa, sopra c'è questa strana griglia non è nient'altro che la mappa della città di Pavia, la griglia letteralmente urbanistica di Pavia, perché per lui Pavia, l'Europa, la Chiesa, tutto si sovrappone, tutto si tiene, tutto è un'analogia di qualcos'altro. Però questa è l'Europa. Se la giriamo, vediamo bene la antropomorfizzazione, quindi quella a destra, l'Europa, in genere una figura femminile, come abbiamo già visto. Quella a destra è in genere una figura maschile, non si capisce bene, un monaco, però è in genere una figura, come dire, legata alla carnalità. Quando parla dell'Africa dice sempre il ventre dell'Africa, l'Africa dei sensi, quindi è il simbolo della materia rispetto allo spirito, che è appunto l'Europa, che ha al cuore, al centro, Avignone. Ma se giriamo ulteriormente la mappa, vediamo che il mar Mediterraneo disegna qualcos'altro. Quindi vedete, non c'è niente che viene lasciato vuoto. Ogni cosa significa, e significa da più punti di vista, perché se la giriamo così, qui vediamo, non so se si veda chiaramente, questo è l'occhio, il naso, questo è il profilo di un satiro, che viene rappresentato anche, come vi dicevo, con qualche particolare osceno, con questo pugno, che è il pugno appunto della tentazione materiale, che si infila letteralmente nel ventre dell'Europa, qui in una delle due vie di accesso all'Europa, cioè Venezia e Genova. E quindi, come dire, tutto significa, e significa da più punti di vista.
Quindi l'Europa è Europa, l'Europa però è anche in qualche modo Pavia perché è un luogo simbolico per Opicino, l'Europa però è anche la figura della Chiesa che è a sua volta la figura della spiritualità e a sua volta poi il Mediterraneo che c'è in mezzo tra l'Africa e l'Europa è appunto la tentazione della materia. È come se in Opicino ci fosse una specie di paura del vuoto, un horror vacui per cui tutto deve significare. E quindi lui in questa che è la sua mappa più nota scrive: io infermo col mio corpo testimonio la configurazione dell'Europa. L'ombelico della mia Pavia, cioè del mio ventre, è simile a Venezia castellana. Le mie gambe pelose sono l'Italia orientale e la Dalmazia con la Croazia, che, e qui l'inciso è quasi commovente, come credo, perché evidentemente non c'è mai stato, abbondano di vigne. La mia schiena poi non ha un pelo o ne ha pochi, è della Germania, che di vigne ne ha poche o nessuna. Quindi qui abbiamo certo un elemento, se vogliamo, un topos della letteratura medievale, cioè il rapporto tra microcosmo e macrocosmo, il microcosmo umano che trova senso nel macrocosmo dell'universo. Ma qui abbiamo un rapporto che, come ha scritto Gurevich, che si è occupato di Opicino, qui abbiamo un rapporto invertito, cioè non è tanto il singolo Opicino che si ritrova nella grande simbologia del macrocosmo, ma il macrocosmo che diventa piccolo e che viene rappresentato dal microcosmo di Opicino. È quella che appunto Eco, come riportavo qui, ha definito una pansemiosi metafisica per definire il tipo di significazione semiotica, di significazione attraverso il segno che è in atto qui, cioè una pansemiosi, tutto significa, ovviamente significa in direzione di una metafisica, cioè di una dimensione altra rispetto a quella terrena. Però, come vi dicevo, Genova poi rientra anche nell'immaginario simbolico di Opicino e su questo appunto vado a chiudere, perché Opicino gioca su un'omonimia, diciamo così, un'etimologia che è molto consueta, diceva appunto Gabriella, nei testi medievali su Genova, cioè Janua, che vuol dire sia Genova che porta. Il termine porta poi, anche se non in forma di Janua ma come ostium, l'idea cioè della porta è un elemento simbolico molto presente all'interno dei Vangeli e all'interno della letteratura teologica medievale. Vangelo di Giovanni 10,9, la porta sono io, dice Cristo, se qualcuno per entrare passa da me si salverà. Quindi in questo caso Opicino attinge a un elemento dell'immaginario teologico più comune. E qui vedete, vi ho riportato, ma non li leggeremo tutti, semplicemente ve li faccio vedere, tutta una serie di passaggi in cui mostra come per lui Genova sia stata un luogo fondamentale per acquisire quelle capacità, cioè è a Genova che ha visto i cartografi, che ha imparato come si fa un portolano, che ha imparato a disegnare queste mappe, che ha imparato quindi anche a disegnare, quindi a miniare i codici teologici, ma Genova diventa anche Janua, cioè diventa un luogo d'ingresso, ma non solo nel senso letterale del termine, ma anche un luogo di passaggio, un luogo di trasformazione e anche una porta nel senso di un diaframma che separa l'Europa e separa quel percorso che da Genova poi va verso Avignone, che non è così distante, e poi invece ciò che c'è prima, cioè il Mediterraneo, il demone mediterraneo, l'Africa della carnalità. E allora ci sono molti brani, il termine Janua sia inteso come Genova, sia inteso come porta, è uno dei termini più ricorrenti all'interno del suo manoscritto. Direi che dopo, anzi non direi, ho controllato, dopo Pavia e dopo Avignone, Genova è la città più citata all'interno del suo testo, con questo gioco simbolico. A Pavia si dice comunemente il lupo introduce la coda all'interno dell'entrata. Come a dire, il mare diabolico preme con violenza la sua coda contro la porta laterale del nostro ventre. Ecco Genova, che resiste a Venezia, perdere il nome di Genova, la porta naturale, e diventare Genova la porta violata, così che il nostro ventre partorisca per forza aborti. E poi ci sono altri testi. Ogni peccatore concepito a Pavia talvolta nasce prematuro a Genova, talvolta nasce a Venezia. Una volta nato o sale ad Avignone o fugge a Genova con le sue passioni. Si tratta di allegorie. Veniamo alla realtà. Ma
realtà non è molto più chiara, a dire la verità. Il primo peccato concepito consiste nel cercare il potere sulla cristianità, cioè un papato che non è quello vero. E poi vabbè, adesso non soffermiamoci su questo, parla di lascia Venezia, quindi vedete, ma se il suo pentimento non è sincero, torna una seconda volta al suo primo furto, cioè lascia Venezia per Genova. Non so, se forse a un genovese questo desta un po' di scalpore e fa un po' impressione. A un amico veneziano a cui l'ho fatto vedere ha fatto abbastanza effetto quando scrive: il titolo di Genova è una cosa, la sostanza di Genova è un'altra. Il titolo di Genova senza la denominazione di Genova si trova a sud del nostro ventre, ma la sostanza o denominazione di Genova è Venezia, la porta della nostra stirpe, attraverso la quale tutti noi nasciamo. Il titolo di Genova è dunque riconciliato con la sostanza del suo nome, al punto che può essere definita Genova Veneta o Venezia Genovese. Per evitare, non voglio provocarvi, perché dice Opicino, relata refero, per evitare che il cuore della barbarie lombarda possa gloriarsi, eccetera. Ora, tutto questo, dice, la parte che si dice appartiene alla Chiesa, è rappresentata dalla Genova del petto della piccola Africa. Infatti Genova si scrive con 5 lettere, cioè con le 5 porte dei sensi, quindi è porto nel senso che apre anche a che cosa? Ciò che è simbolo dei sensi, cioè il Mediterraneo, che è simbolo dei sensi anche nel senso del commercio proprio, del denaro, lo dice in altre parti, le 5 porte dei sensi che sono nel petto. Poi però in altri casi Genova è una figura ambigua, perché è la Genova naturale, cioè è la porta di accesso alla spiritualità, ma può essere anche la Genova violata, quando si intende quella spiritualità in maniera perversa, e allora diventa il papato, che è simbolo invece soltanto di potere, di corsa all'arricchimento. Perché se vedete qui ad esempio un particolare che compare in uno dei suoi fogli, qui abbiamo Genova, che viene addirittura evidenziata con questa figura circolare, Janua, con meditazio, contemplatio, discrezio, degustazio, comprensio, dei. Quindi in questo caso Genova diventa il luogo dove è possibile contemplare Dio, cioè accedere alla dimensione spirituale della divinità. E poi dice sensus interiores coliguntur in spiritu, cioè i sensi interiori sono raccolti all'interno dello spirito. Quindi c'è sempre questa ambiguità di questa Janua, di questa porta, che ovviamente è sempre porta che divide un interno da un esterno, una fase, diciamo così, dall'altra, è luogo ovviamente di transizione. E per concludere ho cercato, con una certa fatica devo dire, di mettere insieme un grafico che, come avrebbe fatto probabilmente Opicino, ma purtroppo non lo ha fatto, cercava di rendere un po' conto, diciamo così, di questa simbologia all'interno della quale ovviamente rischiamo un po' di perderci, giusto così per dare un'idea. Abbiamo una prima dimensione simbolica che è questa, cioè prima di tutto Genova e Janua ovviamente si collocano all'interno di una sorta di processione che arriva da Venezia, che in alcuni punti viene descritta la città dove abbiamo il sacramento del battesimo. Quindi in qualche modo Venezia è un punto di inizio. Poi dopo Venezia c'è Pavia, ovviamente, che diventa il luogo di una trasformazione fondamentale. Poi c'è Genova, e questa porta che è Genova porta ad Avignone. Quindi Genova e Janua sono collocati all'interno di questa struttura, se vogliamo così, di questo diagramma, di questa serie. A sua volta però Janua è Janua, anche nel senso che da una parte viene descritta come la porta del paradiso, quindi simbolo della ecclesia spiritualis. Dall'altra parte però questa porta del paradiso, se si tradisce ovviamente il suo spirito, il suo vero valore, diventa una porta violata, e se è violata diventa una porta non del paradiso ma dell'inferno, o come dice in altri casi della barbarie, e diventa l'ecclesia carnalis, che viene descritta come, ma cito solo alcune delle definizioni, figlia dell'Africa, petto della piccola Africa, o Janua con le 5 lettere che sono appunto simbolo dei sensi. E come sempre in Opicino il piano simbolico è sempre strettamente legato al piano biografico, anzi forse più che legato, è sempre in qualche modo proiezione del piano biografico e viceversa. Le due cose non sono distinte, sono la stessa cosa.
non so come dire, è come un frattale. I frattali sono quelle immagini che a livello macro è un'immagine di un certo tipo, che è composta a livello micro da immagini identiche, però ripetute infinite volte. Ecco, nel caso di Opicino, se posso usare questa, così, giusto semplicemente un esempio esplicativo, in Opicino c'è un po' questa idea, cioè il suo piano personale non fa che riprodurre esattamente con gli stessi rapporti, come da principio dell'analogia, riprodurre gli stessi rapporti che troviamo a un livello più ampio. Allora abbiamo il piano, come dire, biografico, che è il piano per cui Genova è il luogo dove la sua famiglia trova pace dalle lotte delle fazioni, dove lui apprende le tecniche del disegno che gli consentono di rivolgersi verso la spiritualità e dove c'è questa vera e propria svolta. Però è anche vero che Genova è in qualche modo anche così legata ad Opicino perché è figura del suo dissidio interiore, che è un dissidio anche psichico, se vogliamo, psicotico quasi, visto che ne hanno discusso appunto Freud, Jung, Lacan e via dicendo, tra questa tensione, diciamo così, interiore. Opicino lo dice, lui è da una parte tentato, cioè è sempre orientato verso la spiritualità, ma è un uomo carnale, è un uomo a cui piace bere, è un uomo che è attratto anche dal piacere della materia, della carne, eccetera. E questo lo testimonia ed è un conflitto lacerante per lui. E allora ecco che Genova diventa anche, nella sua esperienza biografica, il simbolo di tutto questo, perché non è soltanto ciò che c'è di sopra, ma è anche a Genova cosa succede? A Genova suo fratello, dice a un certo punto, viene assassinato. Non sappiamo perché, forse legato a delle faide, delle fazioni di Pavia, ma in ogni caso insomma c'è l'assassinio del fratello, muore suo padre di morte naturale, ma insomma è un evento che segna in qualche modo l'inizio della diaspora e della rovina della sua famiglia. E poi Genova è anche luogo del commercio, luogo del potere mercantile, luogo anche del potere economico e quindi in qualche modo non tanto immagine della venalità della Chiesa, perché abbiamo visto che, come dire, essendo un dipendente della corte pontificia, Opicino è ben attento, ma lui ci crede poi veramente, è ben attento a non andare contro la Chiesa. Quindi per lui Avignone non è quello che dicevamo, quello che si vede nel Nome della Rosa, tanto per intenderci, di quegli anni, però è la tentazione perenne che la spiritualità della Chiesa diventi invece la venalità della Chiesa. E in un Avignone che si stava espandendo, in un Avignone che come dire, è stata la sede di quella che una volta si definiva la cattività avignonese, ma che a prescindere dal giudizio storico che vogliamo dare ha trasformato la storia della Chiesa, trasformando la Chiesa in una vera e propria macchina per fare denaro, una macchina potente politicamente, via dicendo, un grande organismo, diciamo così, internazionale. Ovviamente tutto questo comporta però anche il rischio di appiattire le esigenze spirituali e le finalità spirituali della Chiesa in questa direzione. Allora ecco, questo è il mondo interiore ed esteriore, visto che abbiamo visto le immagini di Opicino, e credo che per quanto riguarda il suo lavoro si possa chiudere, diciamo così, sul giudizio che ne diede un grande medievista, Aaron Gurevich, in un libro che si chiama, un classico, un libro che risale a molti anni fa, non ricordo l'anno, le categorie della cultura medievale, nel quale, del 1975, quindi direi più che un classico, ma un classico di quelli, come dire, classici nel senso pieno e positivo del termine, e Gurevich diceva, certo, Opicino sarà anche pazzo, però era un pazzo medievale, cioè era, come dire, era comunque una rappresentazione del mondo medievale, anche nella follia, perché anche, se vogliamo, nel disagio psichico, testimonia una serie di, come dire, forme mentali, un modo di ragionare. Alcuni elementi li abbiamo anche visti, ragionare per analogia, il rapporto tra microcosmo e macrocosmo, l'idea della visio come strumento per contemplare una realtà più alta. Tutti questi elementi non sono originali di Opicino. Opicino non è Tommaso d'Aquino, non è Anselmo, non è un grande pensatore che apre una chiave di interpretazione della realtà nuova. Opicino in questo modo è in qualche modo specchio, anche se specchio a volte deformato, idiosincratico,
del mondo medievale che l'ha prodotto, e questo è uno degli elementi che ce lo rende interessante dal punto di vista storiografico e affascinante poi da vedere, da leggere. Grazie. Giusto? È aperto? Si sente? Sì. Allora io credo, tanto questa storia di Genova, devo dire, tutto sommato sarà stato pazzo, però tutto sommato è meno pazzo di quando, perché la Genova provoca comunque in lui delle riflessioni di qualche tipo che vanno oltre quello che siamo, però la parte carnale, come direbbe lui, c'è, ma la parte spirituale, insomma, quella si vede meno, però insomma c'è anche, volendo entrare appunto nel toponimo, nel discorso della porta, eccetera. Quindi devo dire, tutto sommato, piccino, mi piace, ci ha azzeccato. Allora, volevo chiedere se qualcuno vuole intervenire, fare una domanda, ecco. Mi sembra che questa attitudine cartografico-fantastica sia presente anche in alcune correnti dell'arte figurativa tedesca, soprattutto Albers. E per fare un esempio italiano, l'architetto Aldo Rossi, il ricostruttore del Carlo Felice, in quella sua opera enigmatica Tavola di una città analoga, presentata a Venezia agli inizi degli anni 70, in cui componeva vari elementi reali e fantastici della città. Non per nulla aveva presentato questa sua opera come un esercizio di meditazione trascendentale. E anche il dipingere la presenza delle lettere nell'alfabeto nelle opere è presente in molti pittori del Novecento e anche in architetti. L'architetto Scarpa, che è stato coinvolto anche da noi nel tentativo di ricostruire il Carlo Felice, nella tomba Brionna aveva rappresentato l'omega come fine della vita. Quindi diciamo Upicino in qualche modo appartiene anche a una corrente che va al di là di possibili testimonianze di patologia, è una corrente che ha una sua dignità speculativa. Ecco. Prego. Sì, certo. Il testo che vi citavo prima, cioè quello di Giovanni Pozzi, La parola dipinta, ricostruisce questa tradizione fino all'età moderna. Quindi l'idea appunto di utilizzare lettere, di utilizzare parti testuali in funzione, se vogliamo, o simbolica o in ogni caso in funzione grafica. Vi faccio soltanto un esempio, ritorno indietro. In questa immagine, aspettate, arrivo, un attimo, ci siamo, ecco. In questa immagine, adesso purtroppo è un po' piccolina, ma questa immagine, qui abbiamo la scritta, me l'ero riportata perché qui è illeggibile. Opicino scrive, quindi quelli sono due brani testuali, sono due frasi, una che va a sinistra e una che va a destra, e in queste scrive, dove l'ho messo? Vabbè, non lo trovo, fa niente, non vi faccio perdere tempo. Da una parte parla del fondamento della fede e dall'altra parte parla invece del valore della Chiesa. Ora, queste due linee, ecco, da questo punto di vista il fatto di rappresentarlo così piccolo, di vederlo così da lontano è quasi meglio, perché rende l'idea. Queste vanno lette, perché è importante che dicano queste cose e non altre, ma queste servono anche a congiungersi a queste due parti testuali che sono praticamente l'esplicazione, per come poteva farlo Opicino, del contenuto teologico di questo dispositivo. Quindi in questo caso le lettere e in questo caso addirittura la proposizione, proprio la frase, diventano elementi sia semantici sia sintattici. Cioè appartengono sia alla semantica, cioè il contenuto teologico che esprimono, sia alla sintassi grafica di questa immagine, che, ripeto, deve funzionare, o almeno così mi sembra di vedere in Opicino, come un vero e proprio dispositivo cognitivo. Quindi è un dispositivo che serve a far pensare, che serve appunto a
far meditare, a far riflettere. Lo stesso Opicino lo dice a un certo punto, cioè lui dice: mentre disegno, e lo dice tra l'altro proprio nel periodo di Genova, dice: mentre disegno, mentre decoro questi codici, mentre minio questi codici teologici, la mia mano apprende. Cioè è come se apprendesse attraverso il disegno più che apprendere attraverso quello che legge, cioè apprende nel fare, il movimento della mia mano diventa poi lo strumento attraverso il quale io imparo, quindi una forma proprio di meditazione quasi attraverso la gestualità, come non so, immagino la tradizione ebraica per cui nel pregare deve essere accompagnato dal movimento del corpo, perché deve pregare tutto il corpo, non soltanto la parte interiore spirituale ma anche quella fisica. Ecco, sembra quasi esserci in Opicino qualcosa del genere, però è interessante questo fatto anche per appunto stare sempre attenti a non derubricare, se vogliamo così dire, l'esperienza di Opicino come semplicemente il caso curioso di uno stravagante pazzoide che ha messo questi immagini. Ma per carità, lo sarà anche, però io non mi spiego il perché vedo queste immagini e mi sembrano non soltanto molto belle, ma mi sembrano anche affascinanti per il modo in cui cerca faticosamente, in maniera del tutto personale, di dire qualcosa, di esprimere. E lui un mondo ce l'ha, il suo mondo lo esprime, ed è bello vedere questo mondo dove filtrano degli elementi che riconosciamo, come se leggessimo una lingua che non conosciamo, che è una lingua che ha un solo parlante, cioè Opicino, ma ogni tanto dentro questa lingua compaiono delle parole singole che anche noi riconosciamo e che evidentemente erano anche del linguaggio di Opicino, che però le voleva utilizzare anche in altro modo. Non gli bastava quella parola ecclesia, la parola ecclesia no, doveva servire anche per fare da linea congiuntiva tra l'Africa e l'Europa, eccetera. Ecco, questo lo trovo affascinante. Quello è affascinante perché è una delle prime immagini che ho visto di Opicino e mi ha ricordato subito Galilei, insomma, l'immagine della luna e via dicendo. Sono i tentativi da parte di Opicino di rappresentare quel sapere che in lui era assolutamente, come posso dire, eterogeneo, di conoscenze, perché ovviamente ogni cosa che accadeva, ogni elemento aveva un significato, e quindi anche quel poco che lui sapeva cercava di rappresentarlo in questo modo per trovarci un senso. Ci sono molte immagini di questo tipo dove lui o rappresenta degli elementi naturali a cui attribuisce un valore simbolico o costruisce in maniera visiva ad esempio delle scale gerarchiche e spirituali, però le rappresenta proprio come se fossero i gradi di una montagna. Sì, è molto suggestivo anche per questo. Lui tenta in questo modo di rappresentare il suo modo. Lui non aveva nessun tipo di conoscenza di filosofia naturale, questo siamo sicuri, però ovviamente queste erano, certo, ma poi queste erano conoscenze, se vogliamo, di base che comunque lui, avendo fatto dei minimi studi, aveva. E poi lui dice di sé, si definisce come uno scoiattolo curioso, quindi un piccolo animaletto, piccolo, insignificante, però curioso, che va a cercare, vede, quindi rubava un po' qui, un po' là, cercava di dargli un senso. Beh, ci sono... No, scusa, non posso anche parlare? No, perché viene registrato. Innanzitutto grazie, perché ha aperto un mondo per noi, almeno personalmente, al di fuori completamente di questi studi. No, così è semplicemente una riflessione. Mi colpisce questo suo utilizzo del cerchio, che non è proprio, almeno noi siamo, io parlo noi perché c'è qui la mia amica, collega, e siamo architetti, quindi il Medioevo noi non lo colleghiamo al cerchio, cioè il cerchio del Medioevo praticamente, a parte Dante, vabbè, i suoi cose, però dal punto di vista architettonico sono tutte forme acute, sono tutte forme. Quindi è qua un po' lei poi parlava di uso, lo riferiva a Galileo Galilei, sembra quasi un po' anticipatore del concetto centrista, un po' che poi è del Rinascimento, più che altro, non so, però lo dico in maniera così molto... No, ma colga e mi perdoni. No, coglie diciamo il punto perfettamente, nel senso che è una delle cose che ci siamo chiesti con la professoressa Fumagalli, anche dal punto di vista, come dire, del rapporto che c'è, e credo che su questo un architetto sia particolarmente sensibile, tra gli elementi della cultura materiale, cioè concretamente un edificio, una disposizione urbanistica, eccetera,
e delle idee, dei concetti. Cioè l'idea che qualcosa di immateriale non sia sempre necessariamente solo uno strumento per esprimere, ma che a volte, grazie al fatto che ci sono alcuni strumenti materiali, questi rendono possibili alcune idee. Cioè, come dire, vengono prima quelli e poi l'idea che non viceversa come potremmo pensare. E allora ci domandavamo, appunto, tenete presente che Opicino è un chierico spiantato, povero, e quindi le pergamene, come faceva a procurarsi 27 pergamene? Avete idea di quanto costava una pergamena? Tantissimo. Probabilmente le rubava, adesso non voglio fare delle gossip, però dove le tirava fuori i soldi per pagarsi le pergamene? Magari qualche amico compiacente nella penitenziaria gli passava le pergamene. Ma anche la precisione di questi cerchi fanno pensare evidentemente che fosse dotato di un compasso abbastanza sofisticato. E allora ci domandavamo, ma lui fa tutti questi cerchi perché è legato a una simbologia, oppure il fatto di avere a disposizione uno strumento che gli consentiva di fare dei cerchi gli rende disponibile uno strumento, un simbolo che è quello del cerchio, che poi lui usa in maniera veramente esasperante. Però tenga presente una cosa, che se nella tradizione, immagino, insomma, architettonica eccetera, il cerchio nel Medioevo non ha un ruolo così importante, in altre tradizioni visuali, diciamo, e non parlo di storia dell'arte, non sono uno storico dell'arte, e adesso le dico a chi sto pensando, invece il cerchio era molto utilizzato. Sto pensando a se noi guardiamo questi cerchi di Opicino, ci sono dei cerchi molto simili e sono le ruote di Raimondo Lullo. Raimondo Lullo è un filosofo, anche lui figura straordinaria, a cavallo di altre culture eccetera. A lungo ho lasciato una diapositiva facendo vedere il confronto tra le immagini di Opicino e quelle di Lullo, poi l'ho tolta perché mi sembrava, non so come dire, eccessiva. Sicuramente Opicino non ne sapeva assolutamente nulla di Lullo, però è interessante perché Lullo costruisce queste ruote concentriche che sono uno strumento, perché su una ci sono rappresentati i 4 elementi, sull'altra sono rappresentati i principi spirituali. Il principio è quello per cui, ruotandole, accostando le cose, io produco discorsi su ogni cosa del mondo. Una vera e propria macchina, un linguaggio quindi, per produrre significati. Opicino costruisce delle ruote che sono veramente graficamente molto simili. Ripeto, ci metto la mano sul fuoco che sicuramente non conosceva nulla di tutto questo, però evidentemente era un modo di pensare, di rappresentare che non era così estraneo a una delle tante tradizioni culturali a cui Opicino con i suoi mezzi ha in qualche modo attinto. Certo. Ci sono altre domande? La mappa T ad esempio, sì. Qualcun altro? Sì, anche per arricchire la tua anche per arricchire la conferenza del professor Limonta. Metto un po' in fila, me le sono appuntate, se no me le dimentico. Prima di tutto, c'è una firma di Opicino su queste carte? La firma. Come firma? A un certo punto lui dice proprio... No, graficamente. No, a dire la verità ce l'avevo la scritta il manoscritto Opicino. Mi ricordo. Non ce l'ho nelle diapositive, però c'è Opicinus. Scritto, non calligrafico, non un calligramma. No. È una scrittura. Oppicinus, sì, perché poi lui fa un gioco sulle sue parole, dice le mie vocali... Sì, certo. Scusi. Capito? Sì, comunque c'è il nome Oppicinus. Ti chiedo delle cose così. Questo problema della circoncisione, perché è circonciso? In che senso è circonciso? È circonciso. Lui è circonciso. Quando nasce lo fanno circoncidere. Tant'è che lui dice: nel momento in cui sono stato circonciso, in me sono stati azzerati tutti i possibili peccati. Questa è una cosa che gli frega tutta la psicologia e il rapporto che ha con la carnalità e col peccato. Per questo stesso motivo non studia più, entra nella carriera ecclesiastica e sul piano psicologico, come ha dimostrato non tanto Gurjevic, ma come ha dimostrato Giovanni Pozzi, ma non nel libro che hai citato tu, ma in quell'altro, sul ruolo del visibile parlare. Quello è il libro fondamentale di Pozzi. E poi anche Baltrushaitis
ne fa Medioevo un fantastico. testimone importante. Quindi il problema della circoncisione, secondo me, va chiarito. Prima di tutto, perché è stato circonciso? Non viene da una famiglia ebrea, che io sappia. No. Ecco. Chi è Opicino? Ti dico delle cose così nella nuova edizione di questo libro puoi aggiungerle. Ci sarà tra l'altro, perché hanno acquisito i diritti. Sicuramente per cui... ci sarà, perché è un personaggio interessante, non così interessante come... Chi è Opicino? Ma Opicino è sicuramente, e non niente di più, un literatus. Non è un intellettuale, non è uno scrittore, ma è certamente un literatus. Quello che nel Medioevo, nel mio Medioevo, diciamo, credo che esista, si chiama literatus. Sapeva scrivere, sapeva usare i simboli, prima e dopo Genova. A Genova gli viene in mente questa dimensione grafica e quindi inventa la cartografia. Domanda al professor Limonta: e prima di Genova che gli viene in mente? Come scrive prima di Genova? Quella tristissima autobiografia che non è neanche leggibile né sul piano latino né sulla traduzione. Sì, quella viene dopo, la compone ad Avignone. Quindi prima della cartografia, che gli succede nella mente? Questo è il problema. Sì. Prima che la scopra, la possibilità di scrivere utilizzando immagini, Giovanni Pozzi, ma non parole. Beh, lui prima di arrivare a Genova, tutto quello che non abbiamo notizia di testi scritti, questo è il problema. né di avere composto nulla. E tra l'altro anche questo ricorso alle mappe, eccetera, è in realtà arriva ad Avignone, ma tra l'altro poi arriva progressivamente, cioè lui sempre più si affida a questo strumento, ma all'inizio non è così, perché se guardiamo i primi fogli del Vaticano Latino, in realtà sono testo, puro e semplice testo, se vogliamo più simile a quello che noi potremmo immaginare essere un po' le esternazioni di un malato di mente che non... Poi invece progressivamente, quindi è abbastanza singolare questo, perché non è che... C'è una radio accesa alle mie spalle che mi dà fastidio. C'è un telefono acceso, se la spegni per favore. E lui in realtà appunto... Potremmo immaginare che appena avuto questo attacco, questo malore, eccetera, in qualche modo passi al linguaggio visivo. In realtà lui aveva già cominciato prima il canestro autobiografico, per cui già l'idea di fare quella rappresentazione ce l'aveva, che diventano poi progressivamente, più in realtà la sua malattia diventa grave, perché la memoria continua a mancare, e più lui si affida a queste immagini. Prima in realtà di arrivare a Genova, che io sappia, non aveva scritto nulla. Dopo Genova non si mette immediatamente a disegnare. Ma scrive quei trattati, insomma, sulla povertà di Cristo, eccetera, che erano lo strumento che gli serviva per presentarsi ad Avignone, questo è un bel tema. Adesso finisco, scusatemi tanto, ma solo per arricchire quello che lui ha detto. Questo è un bel tema per valorizzare il concetto di literatus nel Medioevo. Quindi in una prossima edizione è da tenere presente che lui è un literatus ed è perfetto. Perché è perfetto? Per un motivo aggiuntivo. È un applicatore, a parte della grafica e del disegno, è un applicatore della prosopopea. Lui usa prosopopea. Cioè vitalizza le città, le usa come personaggi. E questo è un altro elemento prosopopaico che va tenuto molto presente e che arricchisce la qualità del literatus. Questa è una cosa che ti consiglio di tenere presente. Me ne vado subito. Sul cerchio non meravigliamoci, ma il cerchio nel Medioevo, a parte la ruota della fortuna, che è decisiva, ma non, per carità, ma che ci meravigliamo del cerchio, ma poi del cerchio fisico, quello di cui prima una domanda giustamente ha evidenziato l'importanza. Ma il mio matematico scrittore Gerberto Doriac
ha teorizzato il cerchio nelle sfere armillari, nel De Geometria di Gerberto. Il cerchio è descritto in tutti i modi, io l'ho scritto sui miei libri questo. Quindi non meravigliamoci dell'esistenza del cerchio che... No, non è vero, perché il mondo gira, poi arriva anche Lullo e ci mettiamo tutti, ma è chiaro che il cerchio dal XII secolo in poi, attraverso la tradizione immensa della ruota della fortuna, che però parte nel IV secolo, perché sul Duomo di Basilea c'è il bassorilievo che è molto... Beh, poi c'è anche la tradizione neoplatonica del XII secolo. Ma non ne parliamo, quindi il cerchio ormai l'abbiamo liquidato. La cosa che colpisce è che un uomo così sensibile ai simboli, e adesso finisco, ma se uno non parla quando deve... Le discussioni scientifiche sono fatte per questo, insomma. È un uomo così sensibile all'uso dei simboli o degli anagrammi, perché lui gioca anche sugli anagrammi, poi prende come buona la storia della Tarasca, il mostro che appunto mangia gli uomini e che sotto il castello di Tarascona viene finalmente fermato da chi? Da Santa Marta. Ecco. E c'è ancora nel Duomo di Santa Marta a Tarascona c'è la Tarasca che veniva portata, ecco. Mi pare di avere il cerchio, l'abbiamo detto, la ruota della fortuna, il literato, domanda: può essere stato utile la tradizione dei modelli cartografici di Opicino per la cartografia di Gioacchino da Fiore? Perché le opere di Gioacchino da Fiore sono impostate anche graficamente secondo cerchi e altre mappe che fanno pensare ad una... Ma io appunto nel libro tra l'altro lo accostavo a Gioacchino da Fiore per dire che secondo me invece il discorso è diverso, ecco, appunto, a partire proprio da un diverso concetto di tempo. Okay. Cioè l'immagine di Opicino è un'immagine che dall'alto in qualche modo schiaccia la dimensione temporale, annulla. In Gioacchino invece è l'esaltazione della temporalità che si rivolge al futuro profeticamente. Molto bene, ti ringrazio di tutto. Grazie. Lascio alla professoressa. Io non saprei come concludere perché Genova ormai è finita da un'altra parte, perché a parte il fatto di animare le città facendone personaggi, questo è interessante perché la città è un elemento forte del mondo, e allo stesso tempo, quindi però siamo poi passati ad altre cose effettivamente, cioè Opicino nella sua come dire, nella sua limitatezza, ma non saprei, non è meno vero questo, è uno che ti spinge a ragionare di cose grandi, non di cose piccole, quindi è un personaggio con una funzione, ha una funzione essenziale, cioè poi alla fine se uno capisce che cosa vuole essere questo personaggio, dice sì, poveretto, era lì che faceva questo, quell'altro, però alla fine tu sei obbligato a pensare che è lo scopo, sarà literatus, o sarà un po' più, non sarà un intellettuale nel senso vero della parola, però è uno che ti porta a pensare, quindi ha una funzione importantissima nella cultura, quindi sarebbe al limite da studiare di più nell'ambito invece di San Tommaso, adesso voglio dire che per carità, no, ma dico senza saltare i personaggi che ti insegnano delle cose, poi ci sono queste figure che alla fine tu sei obbligato a ragionare su mettere insieme cose che non metteresti insieme, quindi è anche il grande portato del Medioevo, questo il Medioevo poi ti porta a fare un discorso globale, non un discorso settoriale. Quindi bene, sono convinta, a parte Genova che insomma viene sempre fuori, e qui è la cosa molto importante, dobbiamo ringraziarti per questo contributo.